prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese, anche in Veneto. Chi usa l'autocarro, la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trovano a fare conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. I dati della CGIA di Mestre parlano chiaro. Dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in più al litro, che si traduce per il pieno di un autocarro sotto le 7 tonnellate e mezzo in 1.040 euro di costo, 180 euro in più rispetto al scorso 27 febbraio. La benzina invece è salita del 19,6%, vale a dire 33 centesimi in più dall'inizio delle ostilità tra USA e Iran. A pagare il conto più salato gli artigiani, tra loro i cosiddetti professionisti della strada, dai padroncini ai tassisti, dagli NCC agli agenti di commercio. La CGIA ricorda come il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti, e se da un lato si guarda con grande attenzione al prossimo 4 agosto, quando il governo dovrebbe varare una misura più strutturale contro il caro carburanti, dall'altro per l'associazione serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise di carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche anche del nostro territorio.